Buone notizie, c'è un supermercato qua a 15 km, quindi posso anche sopravvivere. Dio analcolico, in sostanza me ne ero anche dimenticato. Qui in Scozia non possono vendere alcolici fino alle 10 del mattino. Ora sono le 8 ore, io aspetto fuori, lavoricchio un pochino. La figata di avere l'ufficio mobile. Mi si è anche rotta la zanzariera qui sopra e pertanto non posso più chiudere l'oscurante. Lo avevo ordinato prima di partire per la Scozia, ma non era arrivato in tempo, lo monterò al ritorno. Ad ogni modo, sai che una ne penso e 100 ne faccio. Quella volta mi feci fare questo cuscinone, vedi, con questa aletta qui, in modo tale che io lo incastro. Ora va veramente a incastro qui, ecco qua. L'avevo fatto fare per i periodi di grande caldo, perché quando batte il sole con l'oscurante non fa niente, non fa altro che non far passare i raggi del sole, ma il caldo accidenti se lo fa, mentre questo blocca completamente il tutto. C'è un bello spessore così di gomma piuma e poi questo telo robusto, anti sfregamento, nel senso che non si rompe, sono di cava e metti, cava e metti, cava e metti. Ma per l'inverno non conta nulla, nel senso che d'inverno qua non fa per nulla dispersione termica, c'è proprio zero, cioè da 0 a 100 proprio zero, mentre col caldo sì, col sole sì. Ma io lo piego così, lo nascondo dentro qua e manco si vede. Oggi è un mercoledì ed è strapieno in tutto il paesino di gente attrezzata da escursione, da camminata. Certo è famosissima qui la zona, io però la farò più avanti in bici. Pertanto ho spostato momentaneamente la sede della Yuri Web Design, il mio ufficio, il mio studio grafico, il mio tutto, anche l'abitazione, sì esatto, tutto proprio ho spostato a Balla Kulik, cioè deve essere un posto dove twercano tantissimo qua. Ho approfittato per buttare le squasse, guarda, sono lì dove ci sono i 200.000 escursionisti. Appena dopo, guarda, c'è l'alimentari dove mi sono preso quelle 2 cosette che mi mancavano e guarda gente che continua ad arrivare. Per le escursioni dicono che sia un po' la crema della Scozia, Glencoe, qua dove sono, la zona. Io però per potermi permettere tutte queste cose, come alcuni di voi sanno, ho bisogno di lavorare e quindi mi faccio sempre quelle 2 giornate, 3, 4 di full immersion, proprio dalle 7:30 della mattina fino a mezzanotte, e dopo posso fare quello che voglio per giorni. Poi vabbè, non è una regola, posso spezzare come voglio e quello è bello. Guarda là il carteo, bellissimo. No, vabbè, tu non leggi, c'è scritto che no, it's an offense, non vuol dire che è un'offesa, significa reato, quindi è un reato bere alcolici in quest'area, multa 500 sterline, tipo 560 euro, una roba del genere. Funzionava tutto alla perfezione 25 anni fa, vedo che continua a funzionare. Credo che sia anche il sogno di Alessia come zona, è che t'ho già spiegato più volte, o meglio ho provato a spiegare più volte, perché non è semplice, che se nasci italiano muori italiano, cioè puoi far finta quanto vuoi, puoi mentire a te stesso e agli altri quanto vuoi, ma dopo un po' tutto cade, perde valore, proprio perché non è Italia. Non che l'Italia sia migliore, non c'entra niente, proprio perché tu sei nato in quel contesto e tu vivi l'Italia e sei italiano, hai bisogno di quelle cose per sentirti bene. E qua in giro per il mondo quelle cose non le hai tutte, insomma, ecco. Poi può essere che oggettivamente ci siano posti migliori, non c'entra. No, beh, devo condividere questa cosa. Allora, la Carlsberg, che non è scozzese, è una birra danese, al posto di sprecare, guarda, inutilissime e inquinare con queste robe inutili, ha messo delle punte, guarda, di colla nelle lattine per creare i pacchetti da 4. Era qua, dicevo alla mia gentile fidanzata, che se vedi tutte queste bandiere significa che il paese funziona. Il popolo è orgoglioso, funziona, qua le robe funzionano. Qui c'è un'area camper, anche molto economica, che quasi nessuno conosce. Guarda, anche questo ovviamente l'ho segnato nelle puntine. Siamo in zona Glencoe, dove ci sono le più belle passeggiate del mondo. Tac, eccola là. Alle spalle c'è l'area sosta camper. Se vuoi soggiornare sono 20 sterline al giorno
e c'è anche la corrente. Do una pompatina alle batterie, 63 Ah, dopo si alza. Quest'area camper che è veramente carina, sai. Però, con tutto rispetto, vuoi mettere dove eravamo prima? Torniamo lì. Va anche detto che qui è molto più popolato e trafficato di persone perché c'è l'inizio dei sentieri. Però io ho l'e-bike, quindi anche se mi faccio quei 5 km andata e 5 ritorno, capirai. E rieccoci qui. Ora monto all'ufficio. Sì, mi piace proprio sto posticino. È tranquillo. È tranquillo e è un bel quadro quando lavoro. Adesso ho anche imparato a buttare il monitor a sinistra come in uffici. Oh, ma datemi soddisfazione. Cioè, guarda che sogno di postazione di lavoro che sono riuscito a farmi. Veramente. Con la finestra davanti, come ho sempre detto. La scrivania vista finestra. L'ho sempre progettata e desiderata e adesso la si è fatta, porco cane. Voglio leggervi 2 righe, anche se sono 5, mentre voi guardate il nonno che pesca, qui nelle Highlands, nella zona di Glencoe. Beh, precisamente siamo a Kinlochleven. Qua in sostanza c'è scritto che Glencoe è tristemente nota per il massacro del 1692, quando le truppe governative del clan Campbell tradirono l'ospitalità dei MacDonald, uccidendo 38 persone durante una tempesta di neve. La valle è il residuo di un antico supervulcano preistorico, la cui caldera sprofondò milioni di anni fa, creando picchi iconici come le Three Sisters, le tre sorelle, e l'affilato Aunak e Agak. Chissà come si pronuncia. Una curiosità storica riguarda il Signal Rock, il luogo dove, secondo la leggenda, fu acceso il fuoco per dare il segnale d'inizio all'eccidio dei MacDonald. La bellezza drammatica di questi ecosistemi di brughiera e roccia ha reso la valle un set naturale per capolavori cinematografici come Skyfall e Braveheart. L'area offre una rete di sentieri tecnici immersi nel fitto dei boschi, quello che faremo da domani, ideali per chi cerca percorsi, insomma, panoramici, ecco. Mamma mia che schifo queste patatine, noi è buoni a fare patatine normali, ma cos'è sta qua? Steak e nail, sa da spezzatino, va bene dai. Ad ogni modo, Glencoe è la zona, ok? Glencoe. E poi c'è anche un paesino, vedi per quello si crea un po' di confusione, che è il Glencoe Village. Okay? È un piccolo centro abitato situato sulla sponda sud del Loch Leven. Loch significherebbe, diciamo, un po' una specie di lago, tipo anche questo può essere un loch, ok? Infatti quando dite lago di Loch Ness non sarebbe proprio corretto, sarebbe il lago di Ness, in quanto Loch è già di per sé la parola lago, ok? Un po' come in Slovenia Jezero, cioè non puoi dire al lago Bujinsko Jezero, perché Jezero in sloveno significa lago, ok? Quindi al lago Bujinski, ok? Non mi ricordo se ho messo il Signal Rock nei miei tracciati Komoot. Ad ogni modo ricordiamoci di fare sempre ciò che vogliamo nella vita. Cioè io non sono tenuto, non sono obbligato, non sono costretto ad andare a visitare per forza quella cosa. So che esiste, so che è qui in zona, mi fa piacere saperlo, avere questa informazione, ma non ho la necessità, non sento la necessità di doverla per forza includere. E poi, ma come non hai visto quella? No, vedo quello che ho voglia di vedere e così vi consiglio di fare anche a tutti voi. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance.